Bentrovati e bentornati a Storia, il programma che ogni giorno cerca di raccontarvi un pochettino quello che è il cammino dell'Occidente per trovare in quel cammino qualcosa del nostro cammino umano e di comunità. E quale figura forse è più emblematica del mondo antico di Solone? Quello che sulla carta passa come l'inventore della democrazia, ma che in realtà è un uomo che si pone all'interno di un contesto molto ben definito, che è il contesto dei poeti elegiaci. E i poeti elegiaci cosa fanno? Cercano di separarsi da quello che è il mondo in qualche modo omerico, che vedeva nell'affermazione del primato dell'individuo il proprio valore fondante, cerca di costruire il valore della comunità, cerca di sostituire con il valore della comunità e dell'insieme. E gli elegiaci cercano proprio di fondare un'etica comune fondata sulla forza dello stare insieme, del condividere. Ecco, Solone si inserisce in questo filone e lo fa a suo modo, inseguendo una moderazione che abbiamo visto essere riassunta nel motto Medena Gan, che vuol dire niente di troppo. I ricchi non devono essere troppo ricchi, i poveri non devono essere troppo poveri. Devono essere ricchi, devono essere poveri, ma non devono esserlo troppo. Nell'Elegia delle Muse, che è il più grande componimento di Solone, egli ci racconta qual è il suo credo politico. Il suo credo politico è quello che ci sia un'istanza superiore a cui gli uomini in qualche modo siano chiamati, e questa istanza superiore è la giustizia. Abbiamo già visto un'affermazione del genere, l'abbiamo già vista in Esiodo, quando raccontavamo delle opere i giorni, quando raccontavamo della ricerca forsennata che Esiodo aveva per la giustizia, ma qui siamo all'albore di qualcosa di nuovo, si muove sempre da una concezione religiosa. Esiodo diceva che l'uomo deve essere giusto perché Zeus è giusto, ma la concezione religiosa comincia a cedere il passo a qualcosa di nuovo, qualcosa di laico, di profondamente innovativo. Quella di Solone non è una democrazia, è una timocrazia, cioè un potere fondato sulla ricchezza. Chi è ricco deve essere ricco, chi è povero deve restare povero, ma il punto di equilibrio si trova nella ricerca di una continuità, nella ricerca di una forma di stare insieme che promuova il bene collettivo, il bene della comunità. E il bene della comunità è ritrovato nell'istanza della giustizia. C'è qualcosa di superiore all'istanza individuale, c'è qualcosa di superiore al bene individuale ed è la giustizia per tutti. Voi capite che Solone mescola degli elementi interessantissimi. Da un lato è un conservatore di primo ordine, perché lui perpetra la società aristocratica e la mette al riparo dall'avanzata dei nuovi ceti, ma dall'altro introduce nella società un istituto nuovo, che è quello di una giustizia che è superiore alle istanze dei singoli. Quindi non soltanto un concetto generico di bene, come facevano già gli elegiaci prima di lui, ma un concetto molto politico, il concetto di una giustizia che va al di sopra del bene individuale. Ecco, non si tratta di contrapporre bene collettivo e bene individuale, come faceva per certi aspetti Miminermo, faceva Tirteo. Si tratta di superare il bene individuale con la giustizia collettiva. È nella giustizia collettiva che noi possiamo trovare compimento individuale e personale. Sembra qualcosa di profetico, sembra qualcosa di contraddittorio. Ebbene, Solone lo elaborerà in maniera ancora più grande, ancora più approfondita. Lo farà nelle sue riforme, nelle riforme che contraddistingueranno la città di Atene, ma la sua eredità sarà raccolta da altri poeti importantissimi che cercheranno di portare a compimento questo pensiero. Lo faranno in maniera originale e per certi aspetti spiazzante. Come e dove? Lo scopriamo a Storia la settimana prossima.